Bentornati a Fatti e Parole. Prima della pubblicità stava rispondendo l'assessore Giorgio Rebuschi a un intervento precedente del direttore di Belleli Patrini. Rebuschi, secondo il direttore Belleli l'azienda non deve pagare perché non inquina. Qual è la risposta del suo assessorato? Ma io innanzitutto ci tengo a precisare che bisogna distinguere le due cose, dalla bonifica e la messa in sicurezza. Sono due cose diverse. La bonifica ha un percorso, diciamo così, diverso dalla messa in sicurezza. Noi come provincia, in questo momento, a causa di quello che avete mostrato voi, cioè che nessuno in modo adeguato per quanto riguarda la IES, non in maniera sufficiente, e per quanto riguarda la Belleli non c'è nessuna messa in sicurezza, stiamo chiedendo semplicemente questo al Ministero, che intervenga urgentemente, perché noi, non avendo il potere di imporre situazioni di questo tipo, perché appunto la competenza del Ministero, noi chiediamo che questa situazione che si sta diffondendo perlomeno sia fermata in modo adeguato. Cioè chiediamo la minima cosa, la cosa più urgente, prima appunto che finisca nei laghi, perché se finisce nei laghi questa cosa qua abbiamo perso tutti, ha perso la gente di Mantova. Dopo io so perfettamente che il subnatante come dire, è presente sotto la Belleli, come dire, so che la Belleli non produce subnatante, lo sappiamo tutti, però la legge prescrive che chi è titolare del terreno, io sto chiedendo solo il rispetto delle leggi italiane. Sto chiedendo semplicemente, semplicemente questo. E poi sono molto preoccupato anche dal punto di vista degli aspetti produttivi, perché non è che stiamo attenti solo all'ambiente. E il dottor Petrini, che prima lanciava insomma forti accuse nei miei confronti, sa benissimo che nel momento di difficoltà, in una situazione particolare, nella regolarità e nel rispetto della legge, abbiamo cercato anche di, come dire, sistemare autorizzazioni che erano urgenti per la collettività, per diciamo così, l'attività dell'azienda e per le 400 persone che vi lavorano. Trovo strano che è molto strano che il dottor Petrini prenda solo in considerazione e imputi la provincia come fosse come dire, il capo espiatorio di tutte le sue situazioni, quando ci sono Ministero, Comune e Regione Lombardia. Guarda caso queste non sono mai chiamate in causa. Dottor Patrini, velocemente. Velocissimamente. Allora, a parte che lei non ha la colpa di tutte le disgrazie del mondo, perché sarebbe Gesù Cristo. Allora, invece Rebuschi, lei ha la responsabilità delle emissioni, anche in un polo chimico. Tant'è che io l'ho chiesta a lei, non l'ho chiesta a Lupo, che è il direttore generale, giusto? Io l'ho chiesta il 10 aprile del 2008. C'è una lettera protocollata. Quando io sono venuto a chiedere l'appuntamento, ok? Non è che sono venuto a chiedere un aiuto. A mio modesto parere sono venuto a chiedere e a ribadire un mio diritto, perché la legge dice, appunto, che lei è così preciso con le leggi, dopo 30 giorni dalla fatta la domanda, la provincia deve rispondere utilizzando gli enti preposti, tecnici preposti per fare la cosa. Io sono venuto nel 2008 perché il pubblico deve sapere c'è stato un sequestro, tra l'altro è andato a finire niente, perché anche qui stiamo valutando i comportamenti, il fascicolo è presso la Repubblica, un sequestro di un terreno di 250 metri quadri inquinato, che non era vero perché l'ARPA ha detto non è inquinato il terreno, la stessa ARPA si è smentita 2 volte, nel 2007 e nel 2008. Comunque abbiamo pulito, abbiamo indennizzato il Parco del Mincio con gli alberelli a distanti, insomma abbiamo speso una barca di soldi. Siamo venuti a chiedere l'autorizzazione alle emissioni, perché l'ARPA era venuta a dire che noi inquinavamo con le emissioni. Nessuno però è venuto a misurare. La granigliatura, che non è la sabbiatura, non inquina, perché non va in aria. Però noi la denuncia l'abbiamo presa uguale. È chiaro che andando a vedere le carte, pensavamo fosse un attacco, siamo venuti e abbiamo visto che avevamo in evidenza una pratica che la legge di 130 giorni, erano 2 anni che era nel cassetto di qualcuno. Siamo venuti solo a chiedere un nostro diritto, molto semplice. Assessore Benedini, nel frattempo è arrivata una mail proprio per lei. Grazie. Una signora, Elena da Mantova. Assessore, io l'ho votata proprio per le sue affermazioni sull'ambiente. Vuole sapere se c'è qualcosa di concreto che si possa fare. A quanto pare sono abbastanza scoraggiati dalla discussione di questa sera. Diciamo che mi sembra che qualche cosa di concreto ci sia, perché il fatto che siamo qui a discutere di questi argomenti e cercare di arrivare a una definizione è un aspetto positivo.
penso? Io credo che richiamare il Ministero, che poi ha le proprie responsabilità, tutti gli enti, le aziende, il Comune e la provincia e l'azienda a trovare una soluzione sia necessario, però bisogna che non ci raccontiamo delle bugie. E quindi questo è un fatto fondamentale, cioè bisogna che diciamo realmente come stanno le cose, chi inquina, se ci sono delle fonti inquinanti ancora attive, come è dimostrabile, se ci sono delle nuove situazioni come sembra che il dottor Patrini voglia evidenziare, e bisogna avere il coraggio di affrontare la realtà. La realtà è, secondo il mio punto di vista modesto, è che queste aziende non hanno futuro. È inutile intestardirsi a voler fare un lavoro che non si può più fare ai margini di una città, con tutta la pericolosità che comunque è implicita in quel tipo di attività, perché possiamo parlare di sistemi di sicurezza di qualsiasi tipo, ma la sicurezza ha sempre un punto debole che per disattenzione, per inefficienza, per poca manutenzione può perdersi. Allora è un'attività, credo, che nessuno possa smentire, è pericolosa. È pericolosa per una città come la nostra. Quel tipo di attività dell'AIS oggi andrebbe fatto in un deserto, in mezzo va fatto, insomma non c'è niente da fare. Ma io vorrei fare una riflessione sul discorso, perché so che la prima cosa che si dice è l'occupazione. L'occupazione, è vero, l'occupazione, ma vediamo quanti contrasti ci siano. L'occupazione da una parte e il danno che arriva dall'altra. Allora io mi permetto di dire una cosa che da un po' di tempo ripeto. Noi siamo capoluogo di provincia di una provincia che è l'eccellenza nell'agroalimentare. Oggi tutti siamo attenti alla provenienza dei prodotti. Abbiamo chi produce le carni, che fa la rintracciabilità delle carni, quindi dice questa mucca è stata allevata in questo sito, e andiamo avanti così. Ma nel momento in cui passa questa immagine di una città inquinata, che futuro ha un'attività come quella agroalimentare, che è per noi un punto importantissimo, perché è uno dei settori, dei pochi settori che continua a migliorare, e noi produciamo qualità in questo campo. Cioè io dico sempre, con una battuta forse anche di cattivo gusto, ma una mozzarella fatta a Seveso, lei la comprerebbe? Ma è utopistico però questo? Assolutamente no, sì. Assolutamente no. Io dico, scusi, ma lei sa dove c'è adesso la fiera di Rho? Che cosa c'era prima? Cosa c'era prima? Raffineria. Una raffineria forse 10 volte più grande della IES, eppure è stata chiusa, è stata bonificata, è stato fatto la fiera di Rho. Cioè, purtroppo probabilmente è stata una scelta dell'ENI a quel tempo. Io invece sono convinto... Non c'è una scelta dell'ENI, io voglio dire, sono convinto hanno capito, invece... scusi, mi lasci finire, hanno capito che non c'era futuro in una zona come quella per continuare a portare avanti un'attività che è comunque inquinante, perché voi non potete chiudere la vostra attività per renderla assolutamente sicura, e comunque non riuscirete mai a convincere nessuno che quella non ha nessun punto debole. Però torniamo all'argomento di oggi. Però ci tenevo. Io credo invece che le economie che sono varie, che hanno più elementi, sono le economie che possono garantire il futuro, perché ci sono realtà in cui magari hanno puntato tutto sul vino e poi invece si sono trovati col vino cileno importato a basso costo, ci sono state altre realtà in cui hanno puntato su un prodotto piuttosto economico, quindi io invece credo che le economie che siano fatte a diversi segmenti possono essere più efficaci. Purtroppo a Mantova abbiamo puntato solo a produrre inquinamento, ma noi non siamo produttori di petrolio, perché siamo produttori per il 60% dell'energia elettrica di tutta la Lombardia, abbiamo 3 centrali di produzione, scusi, ma non diciamo, noi abbiamo fatto quell'errore di credere solo che un'industria andasse in una direzione, che quella fosse... Non è così, come non è così? È la realtà, scusi, basta guardarsi attorno.
Il tempo a nostra disposizione purtroppo sta per concludersi. Assessore, vuole aggiungere un'ultimissima cosa? Io sono qua, insomma, in veste assessore, perciò mi occupo lavorando quotidianamente della materia su questa cosa, però come dire, l'uscita dell'ingegnere Benedini, l'architetto Benedini, insomma, come idea è stupenda, è bellissima, però lanciata lì uno mi deve venire a spiegare chi può venire qua a Mantova, stiamo parlando del sito di interesse nazionale, e dire, ma io non so, chiudo la Polimeri e l'acquisto e faccio altre cose molto più compatibili con l'ambiente. Nel comprarla però dopo devo anche spendere i soldi della bonifica, la stessa cosa per l'AIS, stiamo parlando di miliardi di euro, perciò io preferisco parlare in questo momento nell'interesse dell'ambiente, e appunto per questo noi dobbiamo fermare le emergenze che ci sono. Questo è quello che dobbiamo fare adesso. Non si può impedire a una raffineria di inquinare, abbia pazienza. La raffineria inquina come le acciaierie. Chi comprerà la... Ma non bisogna comprare. Allora, la raffineria, mi scusate, la raffineria fa un prodotto di trasformazione. Noi non abbiamo il petrolio, ma la chimica, se opportunamente gestita, dà molti soldi. Fermiamo l'inquinamento, dopo. Purtroppo ma l'inquinamento si ferma così, è inutile fermare questo. Ma perché lei non è capace di dire come si ferma? Credo che faremo un'altra puntata su questo tema. Quindi ci ritroveremo per un'altra puntata in una delle prossime, in uno dei prossimi martedì. Bisogna chiudere chi inquina, abbiate pazienza. E se lei non chiude il rubinetto, è inutile che butta stracci per terra, asciugare l'acqua, no? Ringrazio gli ospiti, Assessore Rebuschi, Assessore Benedini, Dottor Greco, Dottor Lucchini, Dottor Patrini. Grazie a voi per averci seguito, buona serata.